Il cielo di Jesolo è pronto a riempirsi di colori grazie agli aquiloni dello Jesolo Beach and Kite Festival 2026, in programma dal 10 al 12 aprile. L'evento si conferma come la più grande manifestazione di aquiloni in Italia e già tra le più grandi d'Europa, con i suoi 2 chilometri di spiaggia coperta da Piazzetta Casabianca fino a Piazza Manzoni e con il coinvolgimento di oltre 250 piloti provenienti da tutto il mondo che porteranno in aria migliaia di aquiloni. L'ospite d'onore arriverà dall'America, porterà degli aquiloni veramente stupendi, degli aquiloni artistici dipinti a mano, e anche questa è una grandissima novità di quest'anno, un'arena dedicata a dei grandi aquilonisti, artisti del vento, con degli aquiloni piccoli, quindi diversi da quelli che siamo stati abituati a vedere negli anni scorsi, ma delle vere opere d'arte. Avremo 5 arene di pupazzi gonfiabili, l'arena centrale con le esibizioni dove avremo tutti i campioni del mondo in carica delle varie discipline di aquiloni acrobatici, e avremo una bellissima mostra di aquiloni di un grandissimo artista italiano, Fabiano Vignali, poi sempre il laboratorio di aquiloni per i bambini. Avremo l'anteprima assoluta della presentazione della nazionale italiana di aquilonismo acrobatico, e avremo anche la fortuna di avere l'organizzatore del mondiale direttamente dalla Francia, Roger Tessa Gambassi, qui presente come aquilonista, ma il sabato sera alla notturna anche per un po' parlarci di questo grande evento. Per la prima volta l'Italia è una nazionale che va al mondiale e noi ne siamo fieri di poterla presentare e ospitare il nostro evento. Diventa sempre più grande questo evento, oltre 200 aquilonisti da tutto il mondo, e ci attendiamo anche grandi numeri di afflusso di persone. Gli hotel aprono proprio per l'occasione e quindi sold out in tutta la città, grande lavoro per tutta la rete commerciale anche. A questo abbiamo aggiunto anche delle scelte come la ZTL straordinaria in bassa stagione, proprio per garantire a tutto questo pubblico di fruire della rete commerciale delle nostre strade in massima tranquillità. E poi sarà una grande festa di famiglia, perché questo è il target di questo evento, che ci permette di riempire la città nel vero senso del termine in un periodo come quello di aprile, dove solitamente non ci sarebbe.